io ve lo giuro, ma ve lo giuro, mi dovete credere perché oramai abbiamo un rapporto. Io ho provato a guardarla, ma lo streaming era terribile e mi hanno detto alcuni amici che a molta gente era così per il fatto di vento in Italia. Ho visto pure che è caduta una finestra a via Posillipo. No, vabbè, ma al di là di questo, quindi non ho potuto vederla bene. Nello streaming ho beccato solamente la traversa del Lione e qualche altra azione nel primo tempo, poi dopo mi sono perso il gol, per esempio, quindi non posso entrare nel merito della partita, però si può entrare nel merito di quello. Cioè, io non l'avrei fatto il video, perché se non vedo la partita, molti mi hanno ricordato, non l'hai vista, quindi come ti permetti? Va bene, è pure giusto. Però se lui dice così, no? In Italia in questa partita ci sarebbero stati due rigori, quello su Ronaldo e quello su Dybala. Arbitraggio europei spesso hanno un metro diverso. Stasera giocavamo a livello europeo e ci dobbiamo adeguare. Allora, aspetta un attimo. Dai, non puoi dire certe cose. Io mi rendo conto, noi siamo intelligenti e tu intendi dire che l'arbitraggio a livello europeo è più permissivo, ok? E ne abbiamo visto che significa, no? Anche nella partita nostra. Però, se certi tifosi Rosica, c'è stato un commento, pochi sono così spocchiosi, che dice qualsiasi partita del Napoli dubbi sull'arbitraggio. E beh, a me i dubbi restano. Ma com'è che qualsiasi partita in Europa della Juve dubbi sull'arbitraggio e voi vi lamentate e dite you pay e dite che non hanno il cuore, il bidone dell'immondizia e che bello e buono il vostro allenatore, in Italia ci sarebbero stati 2 rigori per noi. Certo, e mi rendo conto, ma non perché fossero rigori evidenti, perché uno vola e l'altro si lascia cadere, se vogliamo entrare nel merito dei rigori, ma ci possono stare se sei la Juventus in Italia. quello poi è. Voi vi dovete rendere conto che quest'uomo, mentre si è messo questa maschera, non è vero, non parlavo le squadre a strisce, intendevo il Milan, i rigori non ce li danno, tutta una serie di discorsi che lui cercava arrampicandosi sullo specchio e cadendo dallo specchio perché... Maurizio, tu stai perdendo il senno, stai perdendo le staffe e io purtroppo questo non è nemmeno nei confronti della Juventus ma è nei confronti suoi, perché io avevo promesso che gli sarei stato addosso e gli sono addosso e mi dispiace, ma l'hai fatta troppo grossa e adesso tu che sei schifato a Napoli per mano di legge senza proprio dubbi e precedenti, pensa che noi abbiamo imparato a voler bene ad Ancelotti nonostante tutto, perché tu ci hai fatto proprio a schifo a bocca. Noi continueremo a stimare Ancelotti come uomo, perché fondamentalmente non ci ha fatto niente, ma tu sei schifato a Napoli e sarai schifato anche a Torino, perché io li sento gli altri youtuber, devo farmi una cultura, devo capire gli altri youtuber che sono meglio di me, che hanno più visualizzazioni, hanno più followers, e li sento bene, e molti che dicono che non ti sopportano più e non sopportano il mozzicone in bocca, la mano dentro al naso, e non c'è gioco, non c'è un'idea di gioco, il 4-3-3 devi giocare con 3 punte e il centrocampo fa schifo, il Rabiot, eccetera 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 eccetera. Quindi se ne dicono di ogni su di te, caro Maurizio Sarri. Mo, se ti vuoi salvare almeno a Napoli, fai una bella, quando finirà la tua avventura juventile, fai una bella dichiarazione scritta, comprati una pagina di un giornale e scrivi: ho fatto apposta, ho cercato di affondarli in tutti i modi, proprio dichiaratamente dall'interno, e così probabilmente noi ti vedremo con simpatia, altrimenti ti schifiamo qua, ti schifano a New York, ti schifano a Napoli e ti schiferanno anche a Torino per sempre, perché almeno con Allegri vincevano e qua cominciano ad avere dei dubbi, la Lazio è molto vicina, l'Inter non molla, in Europa cominciano le figuracce, fai attenzione. Mo' è chiaro che loro hanno tutte le possibilità di passare, noi non ci illudiamo, sappiamo che per noi 0% di possibilità. Col il Barcellona quando pareggia fuori casa, poi in casa 100% passa il turno. Sono statistiche, quindi non abbiamo possibilità.
Voi invece siete abituati alle remontate, va bene così. Però stai attento nel lungo corso, perché lì potresti andare in difficoltà. Non lo volevo fare sto video, però purtroppo mi sento costretto a starti addosso, ne dici una dietro l'altra. In Italia ce li davano questi rigori. Lo sappiamo un po' tutti.